queste manovre di controllo dei semi, degli scambi, ci saranno sempre, perché parliamo di mercati, quello del cibo, quello dei pesticidi, quello dei semi, che valgono miliardi di dollari. Quindi ovviamente di fronte a strategie che renderebbero gli agricoltori molto più indipendenti da tutto questo, ovviamente si cerca di porre riparo a chi negli ultimi 50-60 anni ha fatto i soldi con un altro tipo di agricoltura. Ma a me sembra abbastanza interessante, da quando ho ricominciato a frequentare l'Italia un po' più regolarmente, mi sembra di notare questa crescente sensibilità dei consumatori alla relazione tra ciò che si mangia e le malattie. Per cui se noi riusciamo a creare tantissimi piccoli mercati, come sta cercando di fare qui, come già sta succedendo in altre parti d'Italia, che in uno spazio abbastanza ristretto di poche decine di chilometri c'è chi coltiva, chi macina, chi inforna, chi vende e chi compra. Ecco, bisogna che i consumatori cominciano a pensare che così come il vino e così come l'olio, anche il pane non deve essere necessariamente sempre lo stesso, ma risente del modo in cui il frumento è stato coltivato, dell'annata. C'è una tecnica di panificazione che si sta diffondendo, che è questa tecnica per cui l'impasto lo si maneggia il meno possibile, quasi si accarezza con molta acqua, per cui questa farina, che agli inizi dava un pane che non si alzava molto e con una mollica che non era molto alveolata, per cui lasciava un po' profumo e sapore, sì, però un po' l'aspetto anche conta. Adesso con la doppia lievitazione e questa con l'uso di molta acqua e questo maneggiare l'impasto con molta delicatezza, vengono delle pagnotte che praticamente sono come quelle del pane al quale siamo più abituati.